la società e con tutto, quindi da parte mia la voglia di tornare qua era veramente altissima, non volevo altro e per poter un attimino ripagare di tutto quello che questa città mi ha dato. Quindi l'obiettivo nostro è quello mio personale di poter dare una mano per poter tornare alle categorie che appartengono a questa città. Invece nell'ultimo periodo cosa è successo? Avevi fatto diciamo con la Reggiana, poi eri rimasto senza squadra, come è stato questo interessamento del Padova, hai aspettato tu, com'è stata la tua estate? Sì, diciamo che a Reggio con il cambio di società è cambiato un po' tutto perché avevo già fatto tutto con la società, con il direttore precedente, poi nel calcio le cose cambiano, quindi sono cambiati gli obiettivi da parte della società. E poi c'è stato questo contatto nel momento in cui c'è stata la possibilità di tornare, diciamo, non ho badato ad altre proposte che mi erano arrivate perché Padova, dopo il primo anno io sono qui, mi sono sposato, ho avuto un figlio nato a Padova e tutto, quindi la mia volontà era quella di tornare. Quindi, come c'è stato questo mezzo interessamento, la mia volontà è sempre stata quella di tornare. Quindi prendere come una battuta, è vero che hai messo la testa a posto. Sì, allora... No, sai che sono state No, ma io ripeto, allora, secondo me nel percorso della vita di un ragazzo, di un uomo, ci sta che uno possa fare degli errori, l'importante secondo me è ammetterli e capire ciò che è sbagliato. E poi uno matura e io ho avuto la possibilità e la fortuna di trovare la donna giusta, di sposarmi, fare un figlio, quindi da quel punto di vista là sono maturato veramente. Poi ero arrivato a Padova in un'età in cui ero solo, quindi voi sapete tutti Padova quanto bella è, e allora Poi con gli occhi azzurri e biondo, figurati. diciamo sì, mi sono divertito, ho fatto i miei errori, però fanno parte del percorso di crescita di un ragazzo. Dai, torniamo al calcio. Tornare invece con questo scudo, insomma, anche perché è stata un po' una deroga, voglio dire, nessuno dalla nuova società era tornato, diciamo così, dei vecchi giocatori, quindi è un motivo in più d'orgoglio per te. Poi comunque hai avuto la benedizione di Bisoli, anche perché sei andato in prova, una parola che fa un po' sorridere per un giocatore della tua esperienza. No, beh, con il mister ci siamo portati tantissimi anni, proprio con il Padova, tante battaglie. E dal punto di vista professionale per me è stata veramente una cosa bellissima. E c'è stato sì questo periodo dove anche a me è servito per far vedere che sono ancora idoneo a livello fisico e a livello soprattutto di testa per poter giocare, quindi dal punto di vista personale sono veramente contento e soddisfatto. Adesso la palla passa al campo e bisogna dimostrare con i fatti e non più con le parole. Quindi hai oltre 100 presenze nella maglia del Padova, adesso quindi puoi accumulare un altro po' nella storia. Ah sì, da parte mia spero di farne il più possibile, anche se l'obiettivo stagionale lo sappiamo tutti qual è, veramente bisogna tralasciare il singolo e bisogna solo pensare al collettivo. Lo diceva anche lui, a giovane parte tu sei il primo giocatore del vecchio Padova che gioca nel Padova rinato, diciamo. È un pezzo di storia alla fine questo, quindi penso sia per te anche un motivo di... Assolutamente sì, era una cosa da parte mia che c'era sempre il desiderio di poter tornare, però non è facile perché so benissimo che il Padova in cui c'ero io purtroppo non ha rispettato tutte le promesse e gli investimenti fatti dalla società precedente. Quindi ho una grandissima responsabilità, quello lo so, perché sicuramente, come hai detto te, non era una cosa scontata e facile che uno potesse tornare. Quindi da parte mia c'è sicuramente l'orgoglio di essere stato il primo, ma allo stesso tempo c'è anche molta responsabilità perché so cosa vuol dire vestire questa maglia, sono stato capitano per diversi anni, quindi so benissimo l'importanza di avere lo scudo sul petto e di rappresentare questa società e questa città.